Ma parliamo anche della protezione civile. Il capo della protezione civile, come avete sentito, coinvolto in uno scandalo di si capisce, di un sesso, di promesse in mazzette, cambio, dice che corruzione. Sì, per far vincere l'appalto a un'azienda per il G8 della Maddalena sembra che gli abbiano dato una signorina con cui si è divertito. Ma pulito e lindo c'è solo è Pedro. sempre lui. No, scusa. no, c'è solo lo sceriffo, Pronto? No, Sceriffo! è lui. Sì, sono proprio io. Qual buon vento, come sta? Gentilini, buonasera. Buonasera a tutti, tutto bene? Molto bene, grazie. Lei? Tutto bene, tutto molto bene. A che dobbiamo questa telefonata? Dato lo scandalo della protezione civile di Bertolaso, Purtroppo sì. io da sceriffo d'Italia e prosindaco di Treviso ho deciso di prendere in mano la protezione civile della mia città. No, beh, allora, insomma. non so se è una buona notizia, eh. Oddio, già se ne occupava un po', sinceramente, della sicurezza della Vabbè. città, della protezione E in quindi caso vuol di emergenza. prendere in mano la protezione civile della Marca? Esatto, perché il territorio è importante, dobbiamo mantenerlo pulito e intatto. È vero. Beh, questo è vero, anche a quello serve la protezione civile. È vero. E quindi come si muoverà adesso in assenza di Bertolaso, sceriffo? Mi sto già adoperando per eliminare i rifiuti tossici. Bravo, quello è un problema, sceriffo, eh? Un problema. I rifiuti prodotti dalle industrie del nord-est, quindi. Esatto, li sto eliminando io stesso. Bravo, sceriffo. E come fa a eliminarli lei stesso? Sentite dove sono. No, Cos'è? un camion? Sceriffo? Sì, esatto, sono in un camion, sto guidando io personalmente. Ah, vedi? Non sapevo. Fa il camionaro, Gentilini? Sì, mi sto occupando personalmente perché l'operazione va a buon fine. Che operazione, mi scusi? Non abbiamo capito che sta facendo col camion. Sto portando via i rifiuti da Treviso, la bella Marca Gioiosa, nella pattumiera d'Italia. In discarica, quindi? No, dai teloni, a Napoli! Oh, come a Napoli, sindaco! Ma Ma scusa! come li porta giù a Napoli? Ebbene sì, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare ai napoletani, Vabbè. quel che è da napoletani. Ho capito, ma scusi, se i rifiuti sono veneti, perché li devi portare giù a Napoli? Scusi, Perché la Marca trevigiana deve essere linda e pulita. Ma c'ha pure ragione lei, però, scusi, i napoletani come fanno? I napoletani si arrangeranno, magari li bruceranno nel Vesuvio. No! Mi sembra un'idea assurda, sindaco. Brecco, CB sceriffo in direzione 081, passo. Il sindaco che parla col linguaggio dei camionari, no, Brecco, sindaco. Brecco, qui risponde lo sceriffo. So CB al secco, mi copi? La copio, sì. Facciamo subito, pausa prosecco. Tu capito? Sta guidando, sceriffo! Occhio all'alcol test! Buon viaggio, sceriffo! Buon viaggio! Grazie, ora vado che devo guidare, va bene? Ci faccia sapere com'è andata! Va bene, ciao, Ciao, mamma mia!